Buongiorno, buona domenica, benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i titoli. Sparatoria di Nesima a Catania, caccia al terzo uomo, restano molto gravi intanto le condizioni di uno dei due feriti, un albanese di 27 anni colpito alla testa. Finisce ai domiciliari per bancarotta fraudolenta Paolo Pistone, amministratore unico della società legata al marchio I Dolci di Nonna Vincenza, è accusato di avere provocato dolosamente il dissesto dell'azienda. Prima le minacce e i danneggiamenti, poi il tentato omicidio di un bracciante, emesse 5 misure cautelari per il monopolio nella raccolta della paglia nelle campagne di Gela. Aumenti di stipendio in arrivo per sindaci e assessori, la Regione stanzia 6 milioni l'anno per aiutare le amministrazioni ad affrontare le spese aggiuntive stabilite dalla legge nazionale. Sposi in alto mare, lui e lei dicono sì nelle acque dello stretto di Messina, a festeggiarli una trentina di invitati muniti di maschere e pinne. E apriamo con la cronaca. Si indaga sulla sparatoria avvenuta in un appartamento dell'Istituto Autonomo Case Popolari nel quartiere di Nesima a Catania. La polizia è a caccia di un terzo uomo che avrebbe esploso i colpi che hanno ferito 2 persone, un albanese di 27 anni in maniera molto grave alla testa. Ma i 3 uomini non sarebbero stati i soli presenti nell'appartamento. Tonino De Mana. E caccia al terzo uomo, l'uomo che avrebbe sparato. Secondo gli inquirenti non ci sarebbero dubbi sulla presenza di un terzo soggetto attivo nella sparatoria che si è consumata nel quartiere di Nesima a Catania in un appartamento al secondo piano di uno stabile di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari in via Santo Cantone, a pochi passi da via San Pio X. A rimanere ferite 2 persone, un italiano di 43 anni ed un albanese di 27. Quest'ultimo è quello che ha riportato le lesioni più gravi, colpito alla testa da 2 proiettili. Il giovane, rimasto a terra in una pozza di sangue, ora lotta tra la vita e la morte all'ospedale Garibaldi. L'altro uomo, l'italiano di 43 anni, ferito alla clavicola e precipitato, forse in conseguenza della colluttazione o al contrario nel tentativo di fuggire da questo balcone da cui si è staccata anche la ringhiera, è invece ricoverato al policlinico avendo riportato una frattura al piede. Sul posto gli agenti della polizia intervenuti dopo una segnalazione di uno dei residenti. Fucilia, ha visto questa ringhiera scippata. No. Ci fu una sparatoria, c'è stata una sparatoria, dice un ragazzo è caduto da balcone e ci arrivavo a già sotto. Quando sono uscita mio marito mi ha tirato, entra, perché poi ho visto che era un solo boato? Sì, ma boato che pensavo perché eravamo a tavola. Secondo quanto sta emergendo dalle indagini, i 3 uomini non sarebbero però stati i soli presenti all'interno dell'appartamento. Tutte da chiarire le motivazioni che hanno portato queste persone ad incontrarsi, ignote di conseguenza anche le cause della successiva sparatoria. Tra le ipotesi della prima ora, anche quella di una discussione scaturita dall'occupazione abusiva dell'immobile. Va considerato che il nome che compare sul citofono non è di nessuno dei 2 feriti, ipotesi però che avrebbe perso forza. Sul posto è stata recuperata una pistola e sono stati ritrovati anche 3 bossoli. Le squadre dei falchi hanno battuto la zona per cercare tracce che potrebbero aprire qualche spiraglio alle indagini. E ci spostiamo ad Acate, in provincia di Ragusa, dove oggi alle 16 si terrà un sit-in davanti all'abitazione di Douda Dian, l'operaio ivoriano che aveva denunciato lo sfruttamento del lavoro scomparso il 2 luglio dell'anno scorso. Alla manifestazione organizzata dall'Unione Sindacale di Base parteciperà anche il neosindaco Gianfranco Fidone, che in una nota ha dichiarato: sono dalla parte di chi ricerca la verità. Il 27 febbraio scorso è arrivata nel centro del Ragusano la commissione regionale antimafia presieduta da Antonello Cracolici. Il 1° maggio Don Luigi Ciotti ha lanciato un appello invitando chi sa a parlare e a dire cosa è successo a Douda. E i carabinieri del nucleo investigativo di Ragusa hanno tratto in arresto un tunisino di 29 anni con precedenti di polizia ritenuto responsabile del tentato omicidio di un connazionale avvenuto nelle campagne di Donna Lucata nel Ragusano. A seguito di una lite scaturita per futili motivi, l'aggressore avrebbe dapprima sparato un colpo con una pistola a salve in direzione della vittima e immediatamente dopo l'avrebbe colpita al torace con un coltello. I carabinieri, dopo aver ricostruito quanto accaduto anche grazie alle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, hanno rintracciato l'autore del delitto nella sua abitazione.
E adesso torniamo a Catania, dove è stato arrestato e messo ai domiciliari per bancarotta fraudolenta Paolo Pistone, amministratore unico della società PAS legata al marchio I Dolci di Nonna Vincenza. Avrebbe provocato dolosamente il dissesto dell'azienda. Sentiamo Adelaide Barbagallo. La sua prima pasticceria, la signora Vincenza Lofaro Pistone, la aprì nel cuore della Catania barocca, nella centralissima piazza San Placido a Palazzo Biscari. Un sogno coltivato da giovane che negli anni 90 la vide imprenditrice con il celebre marchio I Dolci di Nonna Vincenza. Poi vennero aperti altri locali. Alla sua morte restò a gestire l'azienda il figlio, Paolo Pistone, finito adesso agli arresti domiciliari con l'accusa di bancarotta fraudolenta patrimoniale. L'ordinanza è stata firmata dal giudice per le indagini preliminari di Catania. Le indagini della Guardia di Finanza hanno riguardato la società PAS SRL, che produce e commercializza i prodotti con il celebre marchio, dichiarata fallita dal Tribunale di Catania nell'aprile 2022. In qualità di amministratore unico della PAS, l'uomo avrebbe causato il dissesto della società e in prossimità del fallimento avrebbe distratto liquidità e asset aziendali a favore di una nuova realtà societaria, la Dulcedo SRL, intestata alla moglie. Paolo Pistone avrebbe fatto ricorso a diversi escamotage contabili in bilancio per occultare il reale stato di salute dell'impresa. Una condotta che avrebbe aggravato l'esposizione debitoria della società nei confronti dei creditori, quantificata in circa 6,2 milioni di euro. Di fronte alla situazione di dissesto, Pistone avrebbe distratto alle casse aziendali liquidità per 419.000 euro e proseguito l'attività con la società Dulcedo, alla quale ha affittato a valori irrisori rispetto al volume d'affari e alla redditività 4 rami d'azienda. Oltre agli arresti domiciliari per Paolo Pistone, il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo di 419.000 euro e la nomina di un amministratore giudiziario. Sempre nella sua qualità di amministratore della PAS, Pistone era stato raggiunto nel 2021 da un altro decreto di sequestro preventivo per un ammontare di oltre $500.000 di euro per omesso versamento di ritenute previdenziali per l'anno 2016. Il racket della paglia nelle campagne di Gela. 5 misure cautelari per il tentato omicidio di un bracciante che si era opposto ai malviventi. Ger Italia. Avrebbero imposto il monopolio assoluto nel settore della raccolta e del commercio all'ingrosso della paglia, accentrando nelle loro mani gli ingenti profitti derivanti dalla vendita del prodotto e minacciando chiunque si opponesse. Sarebbe maturato nell'ambito del cosiddetto racket della paglia il tentato omicidio di un bracciante agricolo che all'alba di oggi ha fatto scattare il blitz dei carabinieri del reparto territoriale di Gela e che ha portato all'arresto di 5 persone. L'agricoltore si era opposto agli atti intimidatori posti in essere per impedirgli di lavorare in contrada Borgo Manfria, proprio le campagne in cui il racket aveva imposto il suo controllo. Il 3 luglio del 2021 un comando di 2 persone si sarebbe introdotto nella proprietà dell'uomo per ucciderlo, ma senza riuscirci. Agli indagati viene contestato anche il danneggiamento e l'incendio di un caseificio. Nel corso delle indagini è stato sequestrato anche un arsenale di munizioni di vario calibro ben nascoste in un terreno nella disponibilità di uno degli indagati. Le indagini riguardano il mandante e uno degli esecutori materiali del tentato omicidio, le persone che avrebbero rubato l'autovettura utilizzata per commetterlo e i responsabili di diverse estorsioni. Una vera e propria guerra della paglia trasformata in oro giallo grazie agli ingenti guadagni che ne deriverebbero dal riciclo e dalla vendita. Stipendi più cospicui per sindaci, assessori e consiglieri comunali. La Regione sosterrà con 6 milioni di euro l'anno i comuni che non riescono a garantire gli aumenti stabiliti dalla legge nazionale. Sentiamo Manlio Viola. Proprio mentre l'ARS blocca gli aumenti Istat per gli stipendi dei deputati regionali, arriva il sostegno della Sicilia ai comuni per garantire invece gli aumenti di stipendi a sindaci e assessori e in alcuni casi anche consiglieri comunali. La norma sull'adeguamento degli stipendi è nazionale ed è stata recepita dalla Regione con la scorsa legge finanziaria, ma scaricandone il costo sui comuni. Gli aumenti variano dal 10 al 18% e sono modulari in base alla popolazione amministrata. Solo per fare un esempio, lo stipendio del sindaco di una città metropolitana, che somma un doppio incarico, quello di sindaco della città capoluogo e quello di amministratore della ex provincia, può arrivare adesso ad un compenso lordo di 13.000 euro, che al netto però è poco più della metà.
Non tutte le amministrazioni però sono in grado di far fronte a queste spese aggiuntive. Così i costi adesso non graveranno più per intero sulle casse comunali, ma sarà la Regione a trasferire una quota aggiuntiva di risorse per garantire appunto gli aumenti di stipendio che nel resto d'Italia sono già operativi. L'assessore regionale alle autonomie locali e della funzione pubblica Andrea Messina ha firmato il decreto che attribuisce un sostegno finanziario ai comuni siciliani che abbiano applicato l'incremento delle indennità in base alla normativa vigente. L'importo previsto è di 6 milioni di euro l'anno per il triennio 2023-2025. I criteri di assegnazione delle somme sono quelli indicati dalla Conferenza Regione Autonomie Locali. Ma i comuni dovranno farne richiesta. La somma spettante a ciascuno potrà essere assegnata a seguito di un'apposita istanza da far pervenire al Dipartimento regionale delle autonomie locali entro il prossimo 31 ottobre e comunque il 31 ottobre di ogni anno, unitamente alla delibera di adeguamento delle indennità che dovrà indicare anche i conseguenti maggior costi dell'amministrazione. Ai comuni sarà trasferito un acconto pari al 60% del contributo assegnato che dovrà essere rendicontato e solo dopo verrà erogato il saldo. Il governo nazionale ha posto il segreto di Stato sulla vicenda del caccia Eurofighter, precipitato lo scorso 13 dicembre a pochi chilometri dall'aeroporto militare di Trapani Birgi, sede del 37° stormo dell'aeronautica. Lo conferma l'avvocato Fabio Sammartano, che assiste i familiari del pilota deceduto Antonio Fabio Altruda, di 33 anni. Il velivolo era in fase operativa nell'ambito di una missione NATO, aggiunge il legale, 2 le inchieste, una della Procura di Trapani e una dell'aeronautica. E cambiamo argomento, adesso vi mostriamo le immagini di un matrimonio molto particolare, quello celebrato tra Mara Colletti e Marco Uttinacci, entrambi originari di Città di Castello in Umbria, che hanno detto sì nelle acque dello Stretto di Messina, davanti a una trentina di invitati con un dress code evidentemente obbligato, pinne e mascherine. Francesco Triolo. Vuoi prendere Mara come tua sposa? Sì. E tu Mara? Vuoi prendere Marco come tuo sposo? Sì. Io, Luciano Vierrico, ho l'onore conferitemi dalla vostra amicizia in nome dell'amore che avete qui pubblicamente espresso, vi dichiaro ancora e per sempre marito e moglie. L'emozione di dirsi sì proprio in mezzo allo Stretto di Messina, questo è lo scenario scelto da 2 sposi originari di Città di Castello in Umbria che hanno voluto scambiarsi le fedi nuziali in acqua, proprio a metà tra la sponda calabrese e quella siciliana. Una storia che ha fatto il giro del paese e che parla anche della bellezza dello Stretto. Loro sono Mara Colletti e Marco Uttinacci, nuotatori master, 54 anni lei, 60 anni lui, che hanno pronunciato la frase di rito dopo aver nuotato circondati da circa 30 atleti master provenienti da tutta Italia, con cui poi hanno completato la traversata di circa 4 km tra Capopeloro sulla sponda siciliana e Cannitello su quella calabrese. Ad unire in matrimonio la coppia è stato l'amico Francesco Serafini, anima della società natatoria master di Città di Castello, nel doppio ruolo di celebrante del rito e di ambasciatore del comune umbro, che poi ha fatto donna agli sposi di una targa commemorativa dell'impresa. La decisione di sposarsi nello Stretto è nata quasi per caso, ha poi raccontato la sposa che per la prima volta si cimentava nel nuoto in acque libere. Mara e Marco si erano sposati da poco a Bracciano, ma poi hanno deciso che lo scambio delle fedi avvenisse nello Stretto, una cosa quasi naturale per loro, grandi appassionati di nuoto, e che proprio in acqua, nella piscina di Città di Castello, si sono conosciuti. Auguri ai novelli sposi, noi ci fermiamo per la pubblicità, torniamo subito dopo per parlare di cinema. Ed eccoci di rientro dalla pubblicità, parliamo di cinema. Assegnato a Edoardo Leo il premio Taormina Arte alla regia in occasione del Film Festival che è in corso nella città del Messinese. Autore, regista e autore, Leo è uno dei talenti più versatili del panorama cinematografico italiano. Eva Spampinato. Sguardo intenso e carismatico, un vero talento davanti alla macchina da presa che conquista con naturalezza. Edoardo Leo è uno degli attori più bravi della sua generazione e negli ultimi anni ha dimostrato anche di essere un abile regista e sceneggiatore. Per questo sul palco del Taormina Film Fest ha ricevuto il premio alla regia per la sua visione artistica unica e la sua capacità di affrontare temi universali in modo autentico e toccante che hanno reso i suoi film delle opere di rilievo nel panorama cinematografico italiano. Eventualmente poi uno un rene se lo può riprendere o è compromesso? Magari la Coppa dell'Olio che la monti a rismonti.
Dal teatro alla televisione, passando per una serie di commedie di successo come Perfetti sconosciuti, Nessuno mi può giudicare, La mossa del pinguino, Io c'è, la trilogia del crimine con il collega regista Massimiliano Bruno. Leo si conferma un talento versatile, ma il successo arriva tardi, dopo 20 anni di gavetta, alle soglie dei 40 anni, ovvero dopo la trilogia di Smetto quando voglio. Non mi sono mai fatto questo problema, ero lo stesso attore di prima, semplicemente avevo meno successo, le cose vanno così, i percorsi sono questi, non c'è un'età, ognuno ha. Io ero destinato a questo percorso qui, sono molto felice di averlo fatto e ancora di stare dentro questo viaggio. Inserito nella terzina dei candidati al Globo d'Oro come miglior attore per il film Mia, per la sua prova nella commedia Era ora è stato citato addirittura dal New York Times, che elogia Edoardo Leo, l'attore che tiene alta la tradizione del cinema italiano. La commedia è la cosa alla quale siamo più legati tutti, semplicemente perché è la cosa più vicina alla vita e viviamo andiamo a un funerale la mattina, poi se il pomeriggio succede una cosa che ci fa ridere, ridiamo e non c'è una cosa che pesa di più, pesa di meno, è semplicemente che l'animo umano poi c'ha bisogno anche nel dramma peggiore di alleggerirsi e nel momento più ironico invece trova un motivo per dispiacersi di qualcosa, di trovare un rammarico, è la vita. Ancora una pausa pubblicitaria, poi lo sport. A Messina si gioca a beach volley all'ombra del campanile del Duomo, il campo allestito nell'ambito della tappa del Pro World Beach Volley Tour. Ce ne parla Francesco Triolo. Piazza Duomo trasformata in una grande arena del volley, uno scenario unico per la tappa siciliana degli internazionali di beach volley. 4 campi in pieno centro storico per un evento che sta catalizzando l'attenzione di tanti sportivi, curiosi e dei turisti che arrivano nella città dello Stretto. Forse non ci credeva nessuno, forse neanche noi stessi, ma veramente una location fantastica e l'obiettivo dello sport è anche quello ovviamente di esaltare e di promuovere quelli che sono ovviamente le nostre bellezze di questa città e il Duomo effettivamente dico io lo è. Li abbiamo spostati anche in altre location, siamo andati anche al museo a vedere ovviamente il nostro Caravaggio, a vedere Antonello da Messina, quindi veramente tanto da vedere, Messina può dare tanto e veramente tutti quanti insieme possiamo veramente far diventare Messina internazionale. È gratificante, ma è ancora di più gratificante ascoltare i commenti degli atleti che vengono da tutto il mondo, che hanno giocato in tantissimi posti e che arrivando qui sono rimasti estasiati da quello che abbiamo realizzato. Questa probabilmente è la più grande soddisfazione a tutti gli sforzi che abbiamo dovuto fare. 4 giorni di gare, 56 coppie, tra le più forti del panorama del beach volley mondiale, in rappresentanza di ben 27 nazioni, dal Mozambico all'Argentina, passando per Cile, Giappone, Canada e Nuova Zelanda. E il coro è unanime: giocare in una piazza del genere è qualcosa di straordinario. Sicuramente il paesaggio è molto suggestivo, no? Cioè, di giocare in città è molto raro e avere il Duomo proprio alle spalle è bellissimo. E quindi ce la siamo goduta un sacco. Io all'inizio mi aspettavo che il torneo fosse in spiaggia, però appunto appena siamo arrivati qua che ho visto i campi in città così e secondo me è bellissimo, il primo torneo in città che faccio è molto bello l'ambiente, anche poi il fatto che passino tante persone, si fermino a vedere. Il programma entra nel vivo proprio oggi con le ultime gare dei gironi, poi i quarti, domani pomeriggio semifinali e finali. Finisce qui questa edizione del TG, dopo di noi la rassegna stampa con Angelo Gaiano. Da parte nostra un buon proseguimento di giornata.